Sì, buona giornata da Venezia, dall'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Veneto. Un anno valutato, quello il 2024, che è stato un anno difficile, queste le parole del Presidente della sezione veneta appunto della Corte dei Conti, Marta Toniolo. Ha specificato come le difficoltà siano per il generale depotenziamento di questa funzione giurisdizionale della Corte dei Conti. In Veneto, pensate, c'è una pianta organica dimensionata a 6 magistrati totali, Presidente compreso, cosa che ha portato a una riduzione dell'attività della Procura con atti di citazione diminuiti del 19% sul 2023 e addirittura del 30% sul 2022. I giudizi conclusi con sentenza di condanna hanno superato però il 60% per una indebita percezione di finanziamenti pubblici e condanne che hanno superato una quota di 13 milioni di euro, ben inferiore comunque ai 45 milioni di euro che erano l'anno precedente. Grande attenzione quindi alla potenziale diffusione del fenomeno corruttivo negli appalti, anche questa è stata soprattutto la grande attenzione dell'intervento del procuratore regionale per il Veneto, il procuratore Paolo Crea, che ha specificato appunto come le principali direttrici del loro intervento siano di concentrare il lavoro verso lo spreco di risorse pubbliche e grande attenzione ovviamente agli appalti che stanno avvenendo in Veneto in questo periodo, attenzione come detto appunto verso le Olimpiadi, gli appalti delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, ma poi attenzione anche alla spesa sanitaria, ai LEA, ai livelli essenziali di assistenza, e poi un'altra attenzione alla superstrada pedemontana, dove sempre grande attenzione viene applicata sulle tariffe. Questi alcuni degli argomenti. È intervenuto anche il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e tra poco sentiamo anche le interviste. Grande attenzione alla corruzione vista le grandi opere in atto. Ma direi fondamentale anche il lavoro della Corte dei Conti e della magistratura a 360 gradi, che noi non abbiamo mai interpretato come una controparte, ma invece come un compagno di viaggio. Prova ne sia che noi siamo l'unica regione, la prima regione, anzi, che a livello nazionale ha dato i collegamenti informatici diretti per poter avere un controllo ancora più immediato rispetto alla qualità della spesa e alla spesa pubblica. Spesa sanitaria in particolare, dicono attenzione su quello, ma anche sulla pedemontana. No, la Corte dei Conti si è espressa favorevolmente sulla pedemontana, anzi ha apprezzato anche le attività che abbiamo fatto, e penso che in generale dopo tutti questi anni di parifica di bilancio, che è sempre stata la prima in Italia come parifica di bilancio, è sempre stata favorevole alla Regione, penso che dia ancora una volta la dimostrazione che Corte dei Conti e Regione del Veneto hanno sempre lavorato fianco a fianco. La Corte dei Conti ha anche sottolineato la bontà dell'operazione che stiamo facendo, ad esempio per agevolare il traffico locale, che immagino da marzo riusciremo a farlo con il progetto del traffico locale per i caselli all'interno dei 25 km di percorrenza. Io confermo che il progetto che abbiamo annunciato va avanti, il tema dei tempi è solo legato al fatto dei sistemi di lettura, quindi del telepass e tutti i sistemi di lettura che devono tutti funzionare e non creare problemi ai cittadini che magari si ritrovano i conti invece col vecchio sistema e non con quello nuovo che è scontato del 60%.